Amici della Lega Scuole Superiori, bentornati dal Pala 1 con il play-out fra tua scuola e Centro Studi Voltaire. Ci attende una sfida sicuramente ricca di gol. Siamo certi che nessuna delle due squadre ci deluderà. 2 minuti sul cronometro, la rimessa laterale battuta all'indirizzo di Rotili. Attenzione a Rotili che prende la mira. Calcia Rotili! 1-0 tua scuola dopo 2 minuti di gioco, subito in vantaggio. Rimessa laterale di Giovetti, Viscardi non controlla, attenzione al contropiede di tua scuola che potrebbe raddoppiare, occhio al pallone buono per Di Maria che anticipa Stivala, 2-0 tua scuola, pronti via, nulla da fare per Stivala anche questa volta e c'è subito il raddoppio di tua scuola. Rimessa laterale battuta da Gatti all'indirizzo di Rotili, vince un contrasto, Rotili prende la mira e calcia, ancora Rotili, 3-0, implacabile il numero 10 di tua scuola in questi primissimi minuti. Voltaire chiamato ad un miracolo adesso per raggiungere la qualificazione. Attenzione ancora Rotili che allarga sulla destra per Bollani, esterno della rete, questa volta spara a salve Bollani. Papa ancora lui cerca di andare via da solo, fermato come al solito da un ottimo Gatti, ancora Gatti adesso che allarga sulla destra per Bollani, la mette dentro, ancora! Sempre tua scuola, sempre a segno, ancora tua scuola che non riesce a fermarsi, 4-0 adesso, piove sul bagnato per il Voltaire. Ancora Papa. Sulla sinistra Giovetti, Papa fa tutto da solo, colpisce anche il palo, un po' di sfortuna per il Voltaire adesso, sbatte sul palo la conclusione di Papa. Ancora Papa, la tocca per Viscardi, pallone di ritorno per il destro di Papa, ma Grusci ancora, poi c'è Giovetti che non può controllare, poi il rilancio direttamente sulla traversa per Stivala, Sinatra poi la domestica, ancora un'occasione per tua scuola, incredibilmente. Ancora Papa, poi sempre Viscardi, lo scavetto questa volta per Giovetti che può arrivare a destinazione, deve calciare Giovetti, palleggia ancora attaccato da Gatti, poi si arriva Sinatra, riesce a trovare la buca d'angolo, Sinatra in qualche modo nonostante sia stato toccato abbastanza duramente da Rotili, 4-1 dunque comincia una timida reazione da parte del Voltaire. Viene servito Di Maria attaccato da Giovetti che gliela porta via, ancora Giovetti con l'esterno per Papa, tutto solo, Papa ancora il palo ed è il secondo colpito da Papa in questo primo tempo, decisamente non la sua giornata. Attenzione a Giovetti che cerca di passare, il rimpallo lo favorisce, ancora Giovetti, continua la remontada delle Voltaire, 4-2, adesso tua scuola sembra un po' immobile, forse un po' sulle gambe. Chissà che non possa concretizzarsi dunque la rimonta insperata del Voltaire. Scavetto di Papa per Viscardi, palla allontanata da Bollani. Allora ancora Viscardi che cerca di impedire il contropiede a Di Maria che però va via di sfondamento in mezzo a due. E qui sicuramente colpevole la difesa del Voltaire. Straordinario strapotere fisico però da parte di Di Maria che mette a segno il quinto gol del Voltaire. Fischia 2 volte il direttore di gara, primo tempo nettamente in favore del tua scuola. Voltaire che ha provato a reagire, non è riuscito però a recuperare lo svantaggio iniziale. Chissà che non possa riuscirci nella ripresa. Si ricomincia con il secondo tempo di tua scuola a Centro Studi Voltaire che è chiamato davvero a compiere un miracolo per superare tua scuola in questo play-out. Poi ancora Viscardi, arriva Giovetti con esterno per Viscardi, scambio che non si chiude, attenzione a Di Maria che spreca tutto, era tutto solo davanti a Stivala, calciato davvero malissimo, adesso Giovetti per Sinatra, ancora Giovetti la tocca verso la porta, ma Grucci però è attento e anche un po' fortunato, riesce a farla sua. Viscardi batte la rimessa male, poi si rifugia da Stivala che cerca subito Giovetti, anticipato ancora da Rotili che calcia subito, bellissima diagonale col destro da parte di Rotili, attento questa volta Stivala. Adesso Papa 3 contro 1, Gatti non può arrivarci, allora Viscardi, lo scavetto per Giovetti, bellissima triangolazione da parte del Voltaire che dimostra, come abbiamo già detto tante volte in questo campionato, di avere la qualità necessaria, manca sicuramente però il gioco di squadra che è arrivato adesso con un bellissimo gol di Giovetti. Battuta subito la punizione da Papa per Giovetti che non sbaglia. Bellissima l'imbucata di Giovetti che riesce a sorprendere Magrucci, non si aspettava nessuno una battuta così rapida e allora continua ad accorciare le distanze il Voltaire. Papa per Giovetti, e ancora Papa, lo scavetto per Giovetti che deve calciare, lo fa e trova subito il pareggio. Allora Centro Studi Voltaire, incredibile, non si aspettava davvero nessuno che potessero compiere questa impresa. Giovetti sta prendendo per mano la sua squadra e sta riportando
i suoi compagni di squadra a sognare un posto nella Coppa. Papa batte corto per Sinatra che calcia dalla distanza. Pallone sbatte sulla schiena di Giovetti. Arriva il triplice fischio del direttore di gara che mette fine dunque alle ostilità. Finisce in parità il match, dunque in virtù della posizione migliore in classifica del Voltaire è proprio la squadra capitanata da Lorenzo Papa a passare il turno. Vince il play-out nonostante un match sicuramente non esaltante e accede dunque di diritto alla Coppa.